Qua sono pieni di chiese, capitellini, murales de preti e madonne, ma cosa serve se dopo noi nessuno che dà la mano a una scioretta andare avanti? Anche per quello è un partito politico che mi sta abbastanza nei coglioni. Borgo Preclans Paludano. Buongiorno, che spettacolo! Pare un presepe. Jesolo? Da Jesolo? Cioè no, calma, da Maniago in bicicletta. No. E mi da Jesolo. No, questo è il borgo 1700. Pazzesco. Ed è uno dei primi siti in Italia di tipologia di fossili. Di? Fossili. Ah. Sono parecchi fossili qua. Sono il secondo sito in Italia come tipo di fossili. È Interessante. nato nel 1700, territorio del Miocene, 25 milioni di anni fa. Ecco perché ci sono i fossili, perché c'era il mare qua. I fossili di 25 milioni, è vero, una conchiglia dell'epoca, cioè dell'epoca 25 milioni di anni fa, Sì, ce ne sono. di epoca di così, pazzesco. Che porta il bambino a farglieli vedere, che lui è appassionato di fossili e dinosauri. Adesso facciamo un presepi. Dai. Sponiamo di presepi fuori. Bello. Noi come, residenti insomma. Senza manifestazioni. No. Stupendo. È tradizione ormai 10 anni che mettiamo fuori i nostri presepi. Cioè i nostri cambiano ogni anno. La decina insomma, no.
Sì, beh, insomma, spiacevoli. da noi neanche quelli. Quindi... Adesso non so con il lockdown se perché ti chiuderanno. Ma abbiamo due alloggi per turisti, dove sono alloggi per turisti. tipo agriturismo, tipo, no? Tipo agriturismo, così. Ma non proprio due alloggi con tutto il tuo corrente, dalla cucina al letto. Una casetta, diciamo, in affitto. Sì, sono due alloggi proprio, uno è la istituzione, uno qua. Sono su B&B, vado anch'io da un bike, ma adesso la schiena non ti è una bella madonna. Sì, è il mio sogno. Cos'hai? Intorno a 5 ore in batteria lì? 100 km con 2000 metri di dislivello. Dopo hai varie assistenze, se metti l'assistenza quella che ti assiste di più, non ne fai neanche 40. Sì, ma 40 andare così. Sì, infatti. No, in mattinata, tipo anche quando andavo a Segusino, scalavo montagna a 1600 metri, in mattinata tornavo per pranzo e poi lavoravo. Sì. Vuoi Jesolo? Io ero a Clea, sono spesso a Jesolo perché la Morosa, e poi col camper, come io faccio grafico, dal camper mi sono fatto l'ufficio dentro, quindi adesso sono qua che lavoro una settimana qua, però per clienti di Jesolo e di altre parti. Proprio sei venuto qua. Sì, perché la mattina ho detto faccio queste robe. Dal Dal pomeriggio fino alla sera tardi lavoro. Hai riscaldamento dentro? Sì. Allora. No, è tutto, il frigo, grande, tutto quanto. Dove sei parcheggiato? A Magnago, che è l'area camper. Sì. E adesso faranno un'area camper anche qua a Meduno, il prossimo anno. Dove? A Meduno qua. A Meduno. 20 posti dentro, 20 posti camper, adesso presentate i disegni, ci vuole un po' di tempo. Sì, beh, dipende dopo anche dalle strade. Dipende anche dalle strade, perché quella per arrivare qua in camper no. Poi ho visto che il cartello diretto di campeggio è chi che viene a campeggiare qua? Di macchina te che passi. Vengono qualche austriaco, è venuto un austriaco con... Ma con i furgonzini? Non si può dire così, un camperetto. I furgonzini. E poi è venuto un nostro amico qua col camper, vero e proprio. La parcheggiata prima del parcheggio si è piazzata via, dovuto chiamarti in 30. Beh sì, Comunque che ha veramente il suo fascino. Mi dispiace non portare effettivamente il bambino amorosa qua come facciamo, perché loro non hanno la bici elettrica. Noi che fa... In macchina. Beh sì, se vieni in macchina sì. O anche a piedi, parcheggia là da Meduno. Sì. È 1 chilometro esatto. In bici così con l'umido, le foglie, fattibile? Sì, lì è tutto sciottolato sotto. Infatti vengono giù da lì. Perché qua passa il cammino di San Cristoforo, che parte da Caneva, va fino a 250 km, fino a Castelnuovo, Finbergo, eccetera, poi torna indietro. Che sarebbe un sentiero, E no? la tappa è Magnago-Meduno attraverso qua. E loro passano di qua. Che forte. C'è anche Stramare, c'è mai stato? Dove? Stramare a Treviso. No. Molto bello, è un borghetto molto simile e anche lì hanno tutta questa cura di dettagli, no? Con le statuine, gli abbellimenti appesi. Mio figlio che abita a Roncade. Beh, lui lo conoscerà. Sì, lui Segusino a Treviso, figurati. È attaccato a Valdobbiadene. Sì, è stato, mi ha raccontato, anche adesso non mi ricordo, se mi ha detto vicino a Dobbiano, sì. Così facciamo, poi d'estate facciamo cene conviviali, presentazione di libri, festa celtica, facciamo diverse cose. Su c'è un disegno, un monumento di land art che si chiama Flussi di Fede, sono 2 onde verso il cielo, proprio in su. Cose che facciamo noi, insomma, sabato, domenica. Oro, la ringrazio infinitamente di tutte le informazioni della compagnia. Tranquillo. E vado a vedere di là. Arrivederci. Buona giornata. Rimini, Rizzone, Porto Gruaro, Secato, Campo Mio, Aro fin là.
sparo fin là. Riviera Valdostana, Madonna, oh yeah. Che porto un Camesio, che il porto è, oh yeah. Lignano, Sabbia d'Oro, che sboro, che sboro, che sboro fin là, e che sboro fin là. Di là, bivio a sinistra, prima a destra. Grazie, buona giornata. The night seems to fade, but the moonlight lingers on. There are wonders for everyone. Oh, the stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town. Ti hanno chiuso fuori? Ma cavolo è il pulsante? C'è nessuno al campo, ha detto! Well, I would give it away just to see the girls I play. When I am